Pronti? 1, 2, 3. Valido il primo segnale con veloce Vortice d'Amore che prende il comando al suo esterno Damita di Venere, poi in terza posizione Bilulleo, mentre veloce da meno 20 e Vanti Spritz che è già quarto, avanti a Doritos B, poi Alfred, alla retroguardia rimane Excelsior. 14,8 per il lancio da parte di Vortice d'Amore che ha preso la testa e adesso prova a riprendere un po' in mano insieme ad Amita di Venere una ventina di metri nei confronti di Bilulleo che segue in terza posizione. Poi Avanti Spritz, Doritos B, Alfred, Excelsior, tutti disposti in lunga fila indiana. 29,7 per i primi 400 metri di corsa e il passaggio ai 600 se ne va in 46,1. Vortice d'Amore che continua a guidare nei confronti di Damita di Venere. Sempre in terza posizione Bilulleo, il gruppo si ricompatta e c'è la mossa esterna da parte di Avanti Spritz che si scopre quando siamo dopo i primi 800 metri di corsa passati in 1 e 2. Sempre in evidenza Vortice d'Amore, Avanti Spritz che risale in progressione, raggiunge in seconda posizione Damita di Venere e gradualmente cerca di portarsi sulla testa della corsa. 1,18,4 i primi 1000 metri da parte di Vortice d'Amore e Avanti Spritz arriva al suo esterno, in corda Damita di Venere precede Doritos B, poi Alfred, mentre è in calo Bilulleo. Frazione in 14,5 sotto alle tribune. Vortice d'Amore allunga, Avanti Spritz può scendere per un attimo in seconda posizione avanti a Damita di Venere che non tiene il contatto. Il leader ora accelerato in maniera decisa, Avanti Spritz lo segue, frazione addirittura in 14,1 per la curva, è in vantaggio Vortice d'Amore, Avanti Spritz alle sue spalle, poi Damita di Venere, Doritos B ed Alfred, ritorna alla carica adesso Avanti Spritz che va all'attacco di Vortice d'Amore a 400 al palo, 2,1,5 il miglio, Vortice d'Amore prova la difesa, Avanti Spritz lo copre completamente a 300 dalla conclusione, si difende Vortice, insiste Avanti, poi Damita di Venere e Alfred e Doritos B all'ingresso della dirittura d'arrivo, testa a testa tra Vortice d'Amore e Avanti Spritz che sta passando, Avanti Spritz se ne va, Avanti Spritz che viene a vincere chiaramente nel finale, al secondo posto Vortice d'Amore, al terzo Damita di Venere. 1,15,6 preso sulla testa, c'ho 2,29,5 sul mio per il successo di Avanti Spritz. Vincenzo Luongo per il training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia Pabi, figlio di Oro Puro Bar che si impone in percorso esterno rendendo la distanza a un Vortice d'Amore che si è difeso coriaceamente per 1800 metri di corsa, ma Avanti Spritz oggi ne aveva di più, passa e vince facile. Ancora secondo Vortice d'Amore, avanti ad Amita di Venere.